Il WWF dichiara guerra al progetto di realizzazione di un porto turistico in Valle Grottari a Marano, contro il quale ha organizzato un presidio in occasione del Consiglio Comunale di venerdì prossimo. L'associazione è pronta a ricorrere alla Commissione europea per salvaguardare quello che definisce uno straordinario compendio di biodiversità. Il sindaco Cepile evidenzia che il piano prevede rigide prescrizioni ambientali e che la questione verrà trattata dal Consiglio per rimettere a gara l'area, precedentemente aggiudicata per 3,2 milioni di euro da una società, poi ritiratasi dal progetto. Il WWF è pronto a ricorrere alla Commissione europea contro il progetto di trasformazione in porto turistico con relativo insediamento abitativo di Valle Grotari, ex Valle da Pesca, situata nel territorio di Marano Lagunare. L'associazione ha promesso battaglia ed annunciato la partecipazione venerdì alla seduta del Consiglio Comunale che tratterà anche questo argomento. Le porte sono aperte per tutti, risponde il sindaco Mario Cepile. L'associazione ambientalista evidenzia che l'area in questione, circa 12 ettari, adiacente ad un sito di importanza comunitaria e ad una zona di protezione speciale, è un incredibile compendio di biodiversità. Fino alla metà degli anni 70 fu Valle da Pesca, spiega il WWF, ed in parte venne urbanizzata tra gli anni 80 e 90. L'abbandono della parte centrale della valle ha fatto sì che questa si trasformasse in canneto con pozze stagnanti, vegetazione arbustiva e prugnoli, diventando un habitat prezioso. Vi sono state segnalate 170 specie di uccelli, tra cui 30 regolarmente nidificanti. Per queste ragioni il WWF intende contrastare il progetto con tutti i mezzi possibili, compresi quelli legali, e la presa di posizione mira di fatto a disincentivare i possibili acquirenti. Non abbiamo nulla da nascondere, replica Cepile. Abbiamo ottenuto dalla Regione tutte le autorizzazioni per lo svincolo alla vendita dell'area, che in una prima gara d'asta era stata aggiudicata per 3,2 milioni di euro ad una società poi ritiratasi proprio perché le prescrizioni ambientali per la realizzazione del progetto sono molto rigide. Il sindaco precisa che è prevista la costruzione di un porto da circa 300 posti barca, di una trentina di villette a schiera e di una struttura ricettiva con albergo e villaggio. Il 30% dell'area sarà destinata a parco pubblico. È uno dei punti fondamentali del nostro programma, prosegue il primo cittadino di Marano, ed è un progetto molto bello. Posso capire che non piaccia a tutti, ma andremo avanti per la nostra strada. Cepile precisa che quello in Consiglio Comunale è un passaggio necessario per rimettere a gara l'area. Il 31 dicembre infatti è scaduta la perizia per la valutazione della valle. Per noi è ordinaria amministrazione, siamo concentrati di più, conclude il sindaco, sulla presentazione del bilancio che occuperà la maggior parte della seduta di venerdì.